appena passo davanti lui mi dà il tempo, cioè mi mette su una lista il tempo parziale insomma del giro. Non hai wifi, hanno risparmiato su alcune cose, lui ce l'ha, però vabbè si prendono le chiavette wifi insomma. Però questo per esempio è niente poco di meno che 4 giga di RAM, insomma, invece lui è 1 giga. Poi faccio vedere acceso cosa. Ma tu hai solo un terminale che accede a dei supercomputer che sono posti in altre enti di ricerca, in altre scuole. Tu per esempio ti puoi connettere, noi già lo offriamo gratuitamente come servizio ufficiale del CERN, ti connetti da noi al nostro Raspberry e puoi fare delle attività di microscopia con i tuoi studenti. Dai, anzi, in realtà Vuoi recuperare un vecchio monitor? HDMI. Sai, vedi che sono fatto adesso va. Non hai tastiera per questo. Mouse e tastiera, allora la tastiera ti puoi prendere, se non ti piace questa è la sua tastiera. Questa è la sua, costa sui 10 euro, però non è questa. Aspetta che. Mi sono dimenticato di portarvi gli occhialini, volevo fare un tour virtuale, poi il mio PC non va se non faccio vedere anche i mondi virtuali. È questo. Altrimenti, dico la verità, questa è da viaggio, però la cosa migliore è prendere qui, metti via USB, le due tastiere, il mouse che lo usi come computer e vai benissimo. Cioè, è la soluzione migliore. Ti prendo 35 euro. Il problema è la mentalità. È entrare qui, hai anche il wifi, hai Bluetooth. Adesso qui per esempio, conoscendo la password. Sotto il... No, l'unica cosa che dovete fare al volo, mettete questo sotto il computer. Mettete questo sotto un computer, lo caricate giusto 10 minuti, tanto non partita. Vedetelo uno di quei computer via USB un attimo che è acceso. No, questo sperando che sia esatto. Magari questo. Allora, sperando che questo abbia un po' di carica in più. Allora, 1 e 2, facciamo così. Lui va 1 e gira. Ok? Se adesso io vado avanti, guarda che fa. E rimane... Perché memorizza quello di prima. Ok? E quindi Perché appena quindi devi premere stop qui. Cioè, questa è una delle cose. Adesso da un certo punto di vista è positivo, da altri punti di vista è negativo. Cioè il bambino si deve ricordare che deve. allora Eccola qua. Te ne dà 2, perché ce ne sono 2? Ah, perché c'è pure l'altra. Ok? Vedi? Quindi tu vai go, avanti. E ti dà programmi qui. Puoi anche fare l'attività in cui gli dai la rotazione di 45 gradi. ma qui Però diciamo che loro non spingono su questo aspetto perché ovviamente parliamo di bambini piccoli, quindi cioè se devi lavorare con i sensori ultrasuoni ti metti direttamente con il robot. no, era per dire crearmi un automata, sai, le viaggiatrine che vanno su e giù, metterci i personaggi, fare un livelli, quindi io lo potevo muovere con... Sì, quello quando te lo... Se invece metto il sensore di luce, vediamo. Posso regolare anche l'IVA? Questo è bellissimo lo scorpione. Segnare lo scorpione proprio lo vedi che si muove in maniera tutta... Ecco qua, perché mi avete cancellato il programma? Allora, partiamo. Allora, partiamo dall'inizio, il tempo che va. Questo lo metto a terra. Ecco il gioco. Questo sul pino 13.
Adesso abbiamo idea insomma. What is interesting here is that Max found this module that lets Arduino process TV signals, it found some modules in the plant, and it's measuring the well-being of the plant, and it's created a Twitter account, where you can actually interact.